Oggi abbiamo il piacere di ospitare in questa 41esima edizione di Agramont il convegno dell'ARAV, un convegno che segue il filo conduttore che sta attraversando tutta questa edizione di Agrimont, legato alla sostenibilità ambientale ed economica delle aziende agricole anche di montagna. Oggi ARAV, insieme ai suoi tecnici e all'Università di Padova, ci parlerà di un protocollo innovativo che riguarda l'asciutta selettiva delle bovine. Questo protocollo sappiamo bene che si va ad inserire in maniera perfetta in quelli che sono gli obiettivi lanciati anche dall'Agenda 2030. Una riduzione sistematica dell'utilizzo degli antibiotici in agricoltura e in particolare nell'allevamento. Grazie agli studi dell'Università di Padova e ai controlli funzionali messi in atto dai tecnici dell'ARAV si sta cercando di ridurre sensibilmente il consumo di antibiotici. Sappiamo bene quanto l'antibiotico resistenza sia un grande problema da risolvere sia per quanto riguarda l'ambito umano ma riguarda anche l'ambito degli animali. Le aziende agricole di montagna, gli allevatori si stanno affidando all'università, ai tecnici dell'ARAV che hanno le competenze per guidarli e fare in modo che sempre di più venga ridotto il consumo di antibiotici. Il contributo che ho portato oggi riguarda la messa in asciutta delle bovine da latte, gli scopi, i principi e soprattutto quali sono le evoluzioni legate alla nuova normativa sul farmaco che prevede l'uso controllato dell'antibiotico, o meglio l'uso razionale e indirizzato solo ed esclusivamente agli animali che ne hanno necessità. Ho dato alcune indicazioni su quali potrebbero essere gli elementi più importanti di un protocollo di consulenza, di assistenza anche agli allevatori relativamente alla messa all'uso dell'applicazione dei principi dell'asciutta selettiva. Ho cercato anche di enfatizzare che può rappresentare per gli allevatori una opportunità questa asciutta selettiva perché ovviamente aiuterà molto la salute degli animali perché si lavorerà molto di più sulla prevenzione e anche in parallelo si potranno ridurre i costi di produzione e di allevamento degli animali. Il messaggio che va dato anche agli allevatori è che bisogna pensare all'allevamento in modo complessivo e quindi considerando come parte integrante del reddito aziendale anche le fasi improduttive perché concorrono all'efficienza del processo produttivo totale. L'asciutta selettiva sta prendendo sempre più piede proprio perché dal 28 di gennaio è entrata in vigore una nuova normativa che prevede che non si possano più trattare indiscriminatamente tutti gli animali con l'antibiotico durante il periodo dell'asciutta. Per un discorso di antibiotico resistenza, noi sappiamo che purtroppo anche in umana ci sono parecchi problemi di antibiotico resistenza e soprattutto gli ospedali hanno difficoltà tante volte a trattare alcune malattie proprio perché gli antibiotici non rispondono più. Secondariamente diventa anche un problema economico, cioè gli antibiotici costano e costano parecchio, quindi il poter risparmiare, soprattutto in un periodo come questo dove stiamo già lavorando in perdita e anche abbastanza pesante, il poter risparmiare qualcosa è sicuramente vantaggioso. L'Associazione regionale degli allevatori, come abbiamo visto, a disposizione dei programmi questo compito. Abbiamo dei protocolli in essere che ci permettono di selezionare quegli animali che possono avere delle patologie in atto, quindi animali da monitorare ancora di più con analisi successive all'istituto zooprofilattico per stabilire quali patogeni girano in stalla e soprattutto quali patogeni infettano quell'animale e quindi su quell'animale poi andare a intervenire eventualmente con l'antibiotico e preservare tutti gli altri che non presentano eventuali patologie. Questa mattina abbiamo fatto un convegno tecnico da parte nostra in virtù dell'assistenza tecnica che facciamo presso le nostre aziende sulla riduzione della farmaco-resistenza, cosa in cui ci stiamo parecchio impegnando in questo ultimo periodo, che è importantissimo migliorare la qualità del nostro prodotto. In questo caso il latte, noi abbiamo circa 2.000 aziende, di cui oltre 1.200 a latte, e facciamo in tutto il territorio del Veneto assistenza tecnica.
volevamo portare questa fiera, che ringraziamo. Ogni anno abbiamo avuto parecchie collaborazioni con loro, abbiamo la possibilità di incontrare direttamente i consumatori e mostrare lo stand degli animali e in più ci mettiamo vicino anche per fare in questo caso questo convegno. Ho visto anche in settimana tutti i convegni che sono stati fatti da Longarone Fiere, sono tutti molto interessanti, legati sicuramente al sostegno delle nostre aziende, magari quelle più piccole che però sono anche quelle più importanti sul territorio, perché come tutti sappiamo abbiamo delle grandi aziende, ma è importantissimo sostenere le piccole aziende che mantengono anche il territorio nelle condizioni in cui lo vediamo. Un ringraziamento particolare a Longarone Fiere, presidente, insomma, da questo punto di vista.